Vero è, diciamo così, una proiezione di quello che potrebbe essere per noi un sogno, cioè una gratificazione di un bacino termale che è quello più grande d'Europa in questo momento, più importante d'Italia e che vorrebbe avere ed essere affiancato ovviamente dalla città, una delle due città più visitate d'Italia che sono Venezia e Roma, e quindi di conseguenza avere il titolo di Terme di Venezia può essere un indotto che aiuta da un lato sicuramente il nostro bacino termale ma anche l'identità di Venezia stessa, quindi rimane una proiezione molto pragmatica che vuole, diciamo così, intraprendere un cammino che è già iniziato con il sindaco di Montegrotto, con il sindaco di Venezia e sul quale stiamo lavorando. Quindi tutti uniti? Sì, quindi un'unione sicuramente di promozione, unione di valorizzazione del turismo, unione di valorizzazione del territorio, ma soprattutto un saper far sistema per riuscire ad essere anche vincenti poi in Europa rispetto ad altre realtà competitive. E questo va anche nell'ottica della città metropolitana? Questo sicuramente è un passo propedeutico o conseguenziale, dipende un po' come saranno le tempistiche di quelle che saranno le normative e dell'accordo che si avrà sulle città metropolitane, quindi da Venezia a Padova per arrivare ad Abano e di conseguenza a Montegrotto per un principio di confine di territorio, ma quello che conta è sicuramente l'ottenimento di un risultato, che avvenga prima la città metropolitana o che sia questo passo ancor meglio propedeutico alla città metropolitana, l'importante è ottenere questo risultato.